Ciao dal MUFA, il Museo delle Farfalle e delle Falene. Oggi parliamo di giganti, in particolare delle farfalle e le falene più grandi del mondo. Qui al museo, nella nostra collezione, abbiamo gli esempi migliori perché sono di fatto proprio le specie più grandi che esistono. Qui vedete una Ornithoptera, adesso si chiama Troide, ha cambiato il nome del genere, Ornithoptera goliath, la farfalla ali di uccello Golia, che è stata nominata così proprio per le sue notevoli dimensioni. Questa è di fatto una delle specie più grandi del mondo, vive in Nuova Guinea e pensate, i primi esploratori secoli fa erano inglesi, quando le hanno viste volare sul tetto della foresta, quindi a decine di metri di altezza, vicino alle chiome degli alberi della foresta tropicale, pensavano fossero degli uccelli. E i primi esemplari sono stati catturati con i fucili. E dopodiché, una volta raccolti, si sono resi conto che non si trattava di uccelli ma di farfalle enormi. Per un europeo era impensabile immaginare una farfalla di queste dimensioni, da cui il nome Ornithoptera, ali di uccello. La farfalla Ornithoptera è una farfalla che si ritiene abbia queste grandi dimensioni per essere più vistosa, perché è una specie velenosa. I suoi bruchi si nutrono di Aristolochia, sono delle liane velenose e assimilano le tossine, i veleni, e anche le farfalle adulte risultano velenose. Si ritiene che le dimensioni notevoli di queste specie sia dovuto al fatto che si devono mettere in mostra per farsi riconoscere più facilmente dai predatori. Qui invece abbiamo una falena, la più grande falena del mondo, è una Attacus caesar delle isole Filippine. Questa è una femmina, come vedete anche in questo caso enormi dimensioni. E qual è il significato in questo caso, in questa specie delle grandi dimensioni? Non è una falena velenosa, un pipistrello non riuscirebbe a catturare una falena così grande, quindi si ritiene che il gigantismo in questo caso sia una strategia difensiva, nel senso che sono troppo grande per farmi mangiare. E in realtà esistono anche altri insetti molto grandi, vi faccio vedere che cosa vi ho portato qui dal Museo Gioielli a sei zampe. Ecco, vi ho portato gli insetti considerati più grandi del mondo. Qui abbiamo il Titanus giganteus, anche qua il nome fa capire appunto che è stato dedicato alle sue dimensioni. Questo è considerato proprio l'insetto più grande in assoluto, vive in Amazzonia, in Sud America. È un coleottero cerambicide. E qui invece abbiamo il Goliathus, anche in questo caso il nome fa capire che si tratta di un animale gigante, e questo viene dalla Tanzania, è un coleottero, uno scarabeo, parente quindi anche dei nostri maggiolini, delle cetonie. E questo invece è un Dynastes hercules, anche in questo caso un nome che ci fa capire, dedicato alla sua imponenza. Considerate che tutti questi tre insetti volano, riescono a volare all'interno, sotto le elitre, che sono le ali modificate tipiche dei coleotteri, il primo paio di ali modificato in scudi perché sono molto dure, sotto hanno delle ali membranacee che ricordano quelle di una mosca, solo che sono piegate in più parti, vengono estese e difficile immaginare un insetto come questo in grado di volare. In realtà noi qua li abbiamo vivi, li alleviamo e veder volare un animale del genere fa veramente impressione. Ecco, sicuramente non sono animali agili, sono molto goffi. E questi sono sicuramente i più grandi insetti che possiamo trovare oggi sul nostro pianeta. Ma una volta non era così. Milioni di anni fa vivevano degli insetti ben più grandi. È stata descritta la famosa Meganeura, una libellula che poteva raggiungere 70 cm di apertura alare, quindi molto più grande. E poi sono stati trovati altri resti di artropodi, di insetti più grandi. La domanda è come mai non diventano mai più grandi di così, mentre abbiamo evidenze fossili che dimostrano che potevano diventare più grandi. Beh, si ritiene che il limite alle loro dimensioni sia dovuto all'ossigeno, cioè al modo in cui loro respirano. Gli insetti respirano attraverso un sistema tracheale. Hanno dei fori sui loro segmenti da cui
entra l'aria atmosferica e quindi anche l'ossigeno e attraverso dei tubi chiamati trachee raggiunge le parti più interne del corpo. Un insetto respira attraverso la sua superficie e quindi più grande diventa, minore il rapporto superficie-volume. Quindi se un insetto fosse più grande di così, mettiamo come un gatto, avrebbe il problema di non riuscire a assimilare abbastanza ossigeno per la sua respirazione, proprio perché non utilizza emoglobina o altri pigmenti respiratori come noi. Come mai invece nel passato c'erano libelluli di 70 centimetri? Si ritiene che, anzi ci sono le prove, che a quel tempo, centinaia di milioni di anni fa, ci fosse più ossigeno nell'atmosfera terrestre. Ci sono stati altri periodi con tanto ossigeno, più di quanto ce ne sia oggi nel nostro pianeta, ma tuttavia gli insetti non sono mai diventati grandi quanto lo erano nel Carbonifero, nel periodo delle libellule giganti, perché arrivarono gli uccelli, cominciarono a competere con la nicchia di chi poteva volare. Gli insetti non hanno più potuto riconquistare l'ambiente aereo anche raggiungendo le dimensioni di un tempo. Un altro limite che si ritiene sia stato determinante a definire le massime dimensioni degli insetti di oggi è il fatto che la loro corazza, l'esoscheletro, pesa tanto. In realtà se noi avessimo uno scheletro esterno come gli insetti, quindi avessimo una corazza e non lo scheletro interno come abbiamo, peseremmo molto di più e quindi faremmo fatica anche a muoverci, quindi un problema di agilità. Ricordiamoci che gli insetti adesso sono i dominatori dell'ambiente aereo e essere troppo pesanti sarebbe un grosso limite per il volo, quindi gli insetti devono necessariamente essere piccoli, perché sennò non sarebbero abbastanza agili per poter anche evitare ad esempio gli uccelli insettivori, che sono i predatori più importanti degli insetti diurni. Se voi provate a prendere un insetto del genere in mano dovete fare anche attenzione perché con queste pinze può anche ferirvi, è estremamente forte, potente e anche difficile da scalfire, quindi questa corazza, queste grosse dimensioni potrebbero anche essere considerate una strategia antipredatoria. Qualcuno potrebbe chiedersi, ma esistono dei parenti degli insetti che diventano più grandi? Sono i crostacei. È vero. Qualcuno di voi si è mai chiesto come mai non ci sono crostacei sulla terra e non ci sono insetti nel mare? Ci sono ovviamente alcune eccezioni, però diciamo che i crostacei vivono per lo più nell'ambiente marino, mentre gli insetti nell'ambiente terrestre. Come mai? Beh, recenti scoperte considerano gli insetti come un ramo evolutivo proprio originato dai crostacei. Quindi potremmo dire che gli insetti sono in qualche modo i crostacei di terra. I crostacei però raggiungono dimensioni notevoli. Questa aragosta che ho trovato, ma ecco il colore è stato colorato dopo, lo dico perché come reperto insomma da museo non è niente di che, però ci ben rappresenta le dimensioni di questi animali, possono diventare anche grandi il doppio. Come mai i crostacei marini possono diventare così grandi? Beh, innanzitutto la loro corazza pesa meno in acqua, perché voi sapete, no, che in acqua anche noi siamo molto più leggeri, ma come risolvono il problema dell'ossigeno? Hanno un pigmento respiratorio come noi abbiamo l'emoglobina, loro hanno altre sostanze, ma trasportano l'ossigeno con il sangue in modo che la respirazione sia più efficace. Quindi non possiamo paragonarli agli insetti che non hanno appunto i pigmenti respiratori. Ecco, mi sono allungato un po', grazie per averci seguito anche oggi, ci vediamo alla prossima puntata con qualche altro argomento ispirato dalle collezioni del Muffa con 3F.